Tre. Mandi a Ducciu, grazie per seguirnos così in tanti, non ho tantissimi, però a volte è venuto un piccolo boom di iscrizioni sul canale YouTube, se arrivai a fare altri snow, magari così potremo fare finalmente il live. Comunque grazie anche per i comments e tutto. Mandi Santin? Ciao, Fracait sul pulsante, Fracait. Esatto, esatto. E lui, Santin, ciao di Digi, partite sono Lunedì. grosse. Buon, grazie e arrivederci. Finite. Comments sull'allenamento di ieri sera? Ma mi pare che insomma la partita è stata allora, all'inizio l'avevi scritto anche sul gruppo lì in Facebook, no? Che mi aspettavi insomma il solito gioco di Gasperini, lui ha giocato un po' in lavoro, no? Cioè giocato un gioco a uomo, no? Quindi di conseguenza ci si aspettava un po' come voglio dire, le rivalità, no? Cioè tra uno contro uno che poi in realtà non si sono neanche verificati, specie che l'Inter ormai arriva a venire fuori da qualsiasi tipo di situazione, no? Cioè anche K3D, l'Atalanta, cioè, ieri l'Atalanta ha fatto una partita simile anche dal Lecce, dunque loro erano molto accerevi di pressare alto, forse più anche mo rispetto al Lecce, però ovviamente quando che si partiva sul prim, quando si saltava la prima pressione, dopo diventava una specie di marea nerazzurra, cioè un gioco incredibile. A me, ti dico, non sono mai stato un grande amante, tu sai meglio di me, di Inzaghi, ma dagli ultimi 2 mesi purtroppo è sconosciuto Per fortuna, no? ripensare a queste robe. E mentre prima vedete che era fra i Prince 5 allenatore, forse come fra i Prince 3 ed Europe ovviamente, no? Cioè che l'Italia neanche per me insomma, come chi si prende un gioco ancora dagli anni 80, no? Mentre finalmente quando sono i braccetti che spingi in tanto, penso se vi era addirittura si fosse partito con Darmian, con Dumfries al posto di Darmian, fate tra secondo team si è tutto, Dumfries devastante sullo spazio, una squadra che ti pressa alto, lui dopo al va via, crea superiorità. Però Cioè, è Darmian una sta per fare squadra. una doppietta, sarebbe stato bellissimo. Sarebbe Sì, stato... boh, certo, è sempre, ovviamente lui è un Grant, sì, Darmian, quindi bravissimo, però ovviamente se fosse un Caggiù Ale, effettivamente un Ale di attacco più che di attese, la roba sarebbe stata più devastante. Quindi è stata veramente una bellissima partita come che sono stati gli ultimi 4-0 che vi date a chiunque. Perché si poteva fare 4-0 anche alla Juve, però è vincerò E non un migliaio massimo. esatto, di dare qualche possibilità che dopo si vede come che la. Ma e i due fai di mano c'è di tu? No, boh, l'arbitro mi sembrava Vonde netti, indipendentemente da cercare insomma, i dirigenti dell'Atalanta, che sono anche a Vonde imbarazzanti, perché ormai ma si sono stati abituati così, no? Che dalla lamentela più che io del gioco in sé, cioè, certo di là in televisione, sono più fuori, da si sta, finito. Addirittura avevi detto che istituto ieri su DAZN, no? Il dirigente loro, che addirittura l'era rigore cioè allora il rigor Ah, per loro, no? Cioè, quindi immaginati tu, sì, chi sì, si sì. arriva con le idiozie dalle persone. No, e penso che comunque che giù con l'Inter no, avete in nome di là, disperare. Secondo me il modo migliore è che di stare in difesa davanti al portiere, metti il pullman e sperare di non chiappare anche il gol. Cioè, io la io in che maniera lì. In Sì, questo sì. momento, dopo. Come che dicevi, assomma quasi un allenamento, no, la Serie A. Sperin che sei l'allenamento per la Champions League. Passa che il livello in Champions è tanto più alto. Cioè, in Serie A comincia a avere i dubbi che il livello di Serie A sei bassuto rispetto al resto d'Europa. Ma anche Però, io, però per ciò che riguarda le squadre di alte classifiche, perché se dopo inizi là magari siete squadre di metà classifiche, tu li comparei magari con la metà classifica, con la mese classifiche spagnole, per esempio, secondo me li non si sono competitivi. Ma se cercano di
Milan e Juve, vinto squadrutis. Lo squadrutis, secondo me Sì, non è un allora buon metro. in quel caso lì sì, però se tutto va serio, grazie soprattutto all'Inter, l'Italia come è prima metà ranking, quindi addirittura alla fine di quel campionato qui probabilmente i regaleremo noi interisti, grazie alla finale di l'anno passato e ai risultati anche di altre squadre, bisogna dire la verità, un po'. Però regaleremo una posizione in più in Champions, quindi arriveranno fino alla quinta posizione, no? Quindi per la prossima Champions League. Quindi Sì. il ranking week fatti per me di avere una posizione in più e che ovviamente bisogna dire che se tu sei prima al ranking vuol dire che tu hai anche chissà altre squadre che comunque vanno in davanti, cioè Rome, Napoli, Sì, sì, Milan, cioè, la Juve non la consideri perché non frequenta l'Europa e quindi di conseguenza non può neanche considerare. infatti. Fiorentina, che comunque è per me un bel calcio, mi piace anche il suo allenatore. Quindi a dire la verità bisogna da che effettivamente la Serie A non è così facile e banale come che si pensa. E io pensavi come te, francamente, però dopo vedo tutti che i dati lì un po' mi sono ricreduto. No, Ah, sarei sicuramente meglio se fosse a 18 squadre, che sto ai veri per incrementare e migliorare in modi poi il livello, però effettivamente come l'Inter è sempre così dominante un campionato print al ranking, vuol dire che sono veramente, cioè che sono veramente Sì, ingiocabili in io mi questo stavo più che momento. altro riferendo alle tre squadre Sì, no, certo, di top, cioè quindi Napoli, Milan e Juventus. La Juventus, come hai detto tu, non frequenta i Coppis, quindi sì, inutile. inutile. Il Napoli ha avuto un crollo verticale che anche il 6-1 contro il Sassuolo non pensi che lo redimarà. E dopo vinci tu Milan che dalla Champions, per l'amor di Dio, ho cominciato a fare le figure sull'Europa League, ma onestamente ogni volta che lui gioca mi lascia un po' perplesso, cioè non l'aiuto una squadra di livello, noi una squadra di Champions, che l'ha dimostrata, infatti sono la sfora. Da un girone magari difficile, dove c'è che svoe, però cioè, non mi pare che sia gran campione su questa grande organizzazione. Come che dicevi che altre di Puarpioli, cos'è che società lì è veramente, veramente in crisi. Allora, per che ti domandi le robe, ma piaciuto ti ricordi Lautaro? Mi faccio tirare la prossima volta se non viene il Ciala. Io direi che Sommer, secondo me, piuttosto di farlo tirare a Lautaro, sarebbe migliore. Cioè, ormai si sa benissimo che io ero convinto che lo sbagliava. E infatti c'è Di Marco e penso che era convinto che lo Allora, sbagliava. l'aveva già capito. Alle schema, alle new schema. Qualche Sì, sì, altire, sì. qualche altire Io- Lautaro. Ieri su Dazzone gli hanno mandato a Inzaghi si è venuta a ridere, cioè stava quasi per partire la ridade, no? Però si è un po' trattenuto. Torna ai sei modi io di tornata io delle interviste di ieri di Dazzone, perché fasi che domande lì e lui un po' che vendi ridi, qualche fase, qualche domande si era preparate, no? La respinta. Dopo voi chiacchierare da rigore sbagliato di Lautaro, perché che ormai di lui dal positivo si è già ritenuto, ha fatto un golone ieri che, no, a parte il partitone sontuoso, cioè, lui è veramente uno delle migliori tre punti al mondo. Al momento penso che sia che è più in forma in assoluto. In assoluto, cioè Sì. hai ben tutto, di sinistra l'ha segnato, girato di sinistra, gli stavi ascoltando la telecronaca inglese e il tipo, quando l'ha fatturata Iodi, ha fatto, no ma c'è, non sta succedendo nulla, no, come no? E dopo, hang on a minute, aspetta un momento, boom, una fulminata a sinistra, golasso, golasso veramente. Sì, un gran gol, un gran gol. Qui ti è No, bisogna piaciuto dire una anche? roba, no, che se voi io di quelle più squadre più forti che sono in Europa, effettivamente noi abbiamo una squadra che è nel singolo più debole, no? Cioè, anche Lautaro si è un po' l'è migliorato tanto dagli ultimi 2 anni, soprattutto grazie, secondo me, grazie a Inzaghi. Boh, dopo dice 6 è l'età giusta, no? Eh, però per dare un po' il valore anche in modi poi a questo allenatore, no? Perché a Venfor c'è la Novlo, Gio Aslani e poi ho Maculi Singli, Venfor un centrocampista, ma dentro un altro e poi ho Maculi Singli, gli avevi Turam che sembrava la fine dal monte, invece comunque anche Arnautovic avevano le belle partite, Kennedy, che Manfred, che i Saludin ovviamente, a manco l'un dei tre che al lavoro, e quindi da buon Furlan, da buon Furlan. Esatto, esatto. Infatti, e quindi anche lui ha fatto una bella, anche Sanchez ha fatto un partidone, secondo me, Ah, cioè, ha sì, giocato veramente Sanchez, bene, è uno dei stato migliori in bravissimo. campo. Mm.
Quindi vuol dire che effettivamente è il gioco che fa la differenza. Quindi io gli avi lo metto un altro, ad esempio invece tra Real Madrid, se io gli avi Rodrigo, non hai un altro Rodrigo, se gli avi Bellingham, non hai un altro Bellingham, ok? Sì, Cioè, e quindi di conseguenza il gioco all'Spring l'Inter a noi diamo un gioco legato ai singoli, ma è proprio un gioco legato al gioco, no? Cioè alla possibilità di cambiare i pedini e questo ti permette un po' come che era successo con l'Atletico Madrid di Simeone che all'inizio, dopo aver creato una base, anche se cambiavi giocatori, poi o manco la squadra gioca alla stessa maniera, no? E questo succede anche, anche mo poi in lavoro dal Manchester United, no? Cioè, questa possibilità. E secondo me, noi italiani se volessimo un po', e so il primo che pensava che Inzaghi fosse di mandare via l'anno passato, dopo che tu lo sai meglio di me, perché te l'hai detto tantissime volte, e secondo me bisognerebbe scominciare a capire di sbagliare, cioè di lasciare le persone lavorare, dare le possibilità di crescere agli allenatori e anche ai tecnici, ma anche ad esempio i physics, no? Cioè che creano, come si chiamano, che i preparatori, no? sì, sì, Infatti sì. il calciatore che sta la squadra è preparata bene, quindi ha volo un periodo di affinamento, no? Come che succede dietro al vin. Quindi cambiare sempre non è così. Io spero che Inzaghi può restare per tanti, ecco. Spero Anche che perché sì. se arresta vuol dire per tant tempo, vuol dire che al vince per tant tempo. Così che all'Inter non Ma resta se non vinci. a me mi piace di giocare, quindi, Sì, io sì. di giocare così è un piacere, no? Dopo magari la partita può smettersi male, può smettersi bene, però manco tu io che attacchi la palla, vanno più in su, a fare un pressing forsennato, è un spettacolo di una partita dall'Inter, a differenza di tutti che altri, Sì, insomma. sì, assomma quasi che non si scani, no? Perché è un'armonia di gioco, di posizione, a Sanducciu c'è fa, a Sanducciu la tasi, no, praticamente non fa tanto un raddoppio come altre squadre, no? Cioè, sono No, ben disposti in campo, quindi no. anche alla fine dell'anno ha una squadra che ha la potenzialità di arrivare fresche per gli obiettivi importanti, che la mi dà un evore di fiducia. Sì, E sì. come finalmente poi che cominci a io dentro un po' di turnover, che secondo me è importante in funzione. A lavorare tanto, no, sulla squadra, ma anche ieri ti ho detto, ad esempio, sullo spazio da lavoro, i due ponti avvenivano gli incontri, non so se tu hai notato, mentre i due centrocampisti l'avevano in profondità, no? Quindi in italiani. Quindi questo è tutto un lavoro che tu crei a tavolino, no? Secondo me. Quindi la possibilità di attaccare lo spazio con tutti i giocatori, non come qui attaccanti, o con gli Alis, quindi anche i centrocampisti sono sempre coinvolti. È un gioco veramente, ma non dome, perché come addirittura, come che si prende, i braccetti, ma anche De Vrij, ieri che partiva con la palla in davanti, cioè vuol dire che a manche dome Sommer che partisse anche lui su, Ma io ecco, che vedo lì è che il sta gioco che mi diventando un piace po' a me, sinceramente. onanista, Sommer, come ogni tanto si chiappa qualche libertà, magari no come Onana che arriva quasi fino al centrocampo. Ma già l'hai scritto prima, no? Che lui, come dietro dagli spogliatoi, ha fatto un po', ma non era tan contento, perché era detto, oh, ragazzi, non mi fate giù anche a me, perché se no io voi via, no? E col Quindi, minutaggio, Dio. Problematici di contratto. infatti, Bene, bene. Così, dai. Boh, gran partita come viene il Genoa, non sarà semplice, non è semplice nessuno, però diciamo che può giocare un po' con più di tranquillità e con un bel po' di turnover, secondo me, certo. prodotto in previsione Sì, da ma dell'Atletico. sa giù in così che si fa in turnover alle compagne. Sì, sì, sì. E dopo schiappare anche quattro dal pubblico, metti lì e fai giù anche che le cambia noi. Bene, bene. Fantastico. Mandi a Duc, io torni a Vore. Fraccai sul pulsante. Par placer, fracai sul pulsante, iscrivesi, lasciate un commento, un like e dopo vi faremo finalmente le live se volete partecipare, basta domandare. Stemmi bene, viva l'Inter! Mandi. Ciao!